Dietro quel camice c'è un giuramento, c'è un'etica, ma soprattutto c'è quella passione e quell'amore verso il prossimo. Quindi quel camice non può essere oggetto di violenza, perché è lì per aiutare. Con queste parole il direttore generale dell'ASL di Taranto, Gregorio Colacicco, ha ricordato le aggressioni subite dagli operatori sanitari locali negli ultimi mesi. Un fenomeno che in occasione della Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari ha portato l'ASL a promuovere uno spettacolo teatrale intitolato È proprio quell'attimo, diretto dal regista Michele Mindicini. Nasce un'idea che è quella di dover in qualche modo rappresentare quello che sono le violenze sul lavoro, sui cantieri, ma anche no. E allora uno dei motivi per cui abbiamo deciso di mettere in scena questa rappresentazione è perché la volevamo rendere in una maniera più fluida verso il pubblico e quindi necessariamente doveva essere ironica ed autoironica, perché ritengo che con l'ironia arriviamo prima. Però ho voluto che questa rappresentazione venisse portata in scena dai ragazzi, perché noi vogliamo arrivare soprattutto ai giovani. Una prima iniziativa destinata a tutti gli studenti della città e agli iscritti all'Università di Medicina e delle Professioni Sanitarie di Taranto, che sarà seguita da azioni concrete per cercare di diminuire lo stress e il disagio dei pazienti e dei loro familiari all'interno delle strutture sanitarie, come ha spiegato l'ingegnere Nicola Candeliere, responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'ASL. È presente un gruppo di lavoro che monitora e governa il fenomeno attraverso riunioni specifiche, un gruppo interdisciplinare che ha introdotto una serie di misure di prevenzione tipo l'assunzione di infermieri di processo, infermieri di accoglienza che sono stati assunti presso tutti i pronto soccorso, e un'iniziativa adesso in corso è per esempio quella di rendere più accogliente le sale d'attesa attraverso una rivisitazione delle stesse sale.